Mamma, vediamo come la faccio. Correndo, che stiamo aspettando? Ah, siamo pronti? Sì, certo. Pronti. Bene. Mangiamo. Che No, se lo dici tu mangiamo come mangiamo. Io dissi io mangiamo. Mangiamo. Io le dire, mangiamo. Che mangiamo? Che mangiamo per primo un bello piatto di maccherone a casa. No, levamici mano con questo maccherone che mi vengono pesando dallo stomaco e digerisce. Ma le faccio mano Pasquale, con questa fame che mangiasse magari farfalato e mi dice i maccheroni. E per secondo Stufati. Mi piace, buono, E allora mangiamo. Mangiamo. Ma Sì. Tano, oh, mangiare un ne. ma perché la vuoi buttare io? No, cucini casa. Tano, ho portato tu mangiare. Tu Thomas, magari tu, venevi mangiare. Ma come, Tano? Mi dicesti che ora... Muta, avete stamattina che sbestemmio come un turco. Non è venuto manco un cane a farsi scrivere una tinta lettera. Poi mi ha mandato giù disgraziato di mia figlia a buttarci una lettera a un signore. E che tu mi conosci quando ero piccerino, sapevo come ero consumato prima e come sono più consumato ora. E che tu mi hai aiutato sempre. Ora una lira, ora 2 lire, ora un chilo di pasta. E tu disgraziato che fa? Un ringrazio da così, buttandoci una lettera che ne voglio, da così un ringrazio. Sembri. No così, riesci, Non puoi. Ma come? E cuzzole, però vi desi una bella soddisfazione. Ma qual è questa soddisfazione? Cadre cuzzoli, ci desi 3 belle muzzucuna. Ma così mi fai perdere un rispetto di pace. Vedi che pace proprio. E tu domani vai a cercare un travaglio perché se non ti faccio fare la morte Ne di... sugge de Ma scravaggio. come Bene, non solo io. Va bene, lasciamo stare. Stasera ne parliamo. Chi stasera ne parliamo, se? Se io era mia figlia, stura, la consumo su tutta a travagliare già da bello peso. Stavo già. Non che mi facendo un vagabundo per GTA. Ma voi a cui che mettete sutta? Per come pighiasto? Pingava Druzzo. Io me ne vaio, sì signore. E sempre va suonati. E ogni momento oggi. Sogno più padre peggio di cane pecораto. Me ne vaiono compare Vincenzo, che chi non mi vuole bene. E cane ci tengo occhio. Filippetto! Lasciami stare. Ah, faccio so. Sono io finalmente. Povero figlio. Fici bene che sono neoato. Sempre maltrattato, ok? Tu stai muta in che ti hai fatto tutto adesso. Canzo cosa che ti interessa. Io parrai perché mi fece pena. Ma vattene pena, vedo che c'aveva pena da te. Ma chi è ta casta un'altra volta? O chi vuoi quando vuoi finire? Senti le mosse, non levarci mano. Sì, ma Perché una santa mattinata che ti hai un capo carpata. A te e a saccia scimmia lo ciccola a questa figlia. Ma figlia scimmia. A ta figlia scimmia. Ma figlia. A me ne caga ti faccio fare a scimpanzia così. Grandissime da penare, e levateci mano, basta! Chi da figlia? Sta scimmia e già c'è per Ma figlia ti sciacquata. La mossa da sé! E va bene. Ma un Ma c'è mano media. E tu in già domani? Ci è che in tutta scala, una staggia su cui è basta che in già ne Cos'è chiesto? Ma cos'è fatta arruggiata? Non ti giustare. Va bene, domani ne parliamo. Lutata. Domani ne parliamo. Intanto dove c'è il senneo e finiamo così. Io, chi ora se ne va da qualche benefattore. Se a mangiare un altro 4 belle cuzzole, la faccia nostra. Sì. Oh, piuttosto pensavo a noi, ma che a mangiare? Se potessimo fare qualche altro pigno. No, io ormai sta speculazione non la potremmo scordare. Dice che ora il banco dei pegni chiude alle 4 del pomeriggio. Sì, e magari che era aperto che ti impegnavi. A te. Tu non scherzare che questa sera andiamo a fare atterriare. Io da caintra ne esce giù, manco un muccatore. Oh, donna Mariannina che mamma ne hai, deve andare sto un bosporo che ha sbambato sulla Sogno sola. un bosporo. E allora facci mano, va. Oh, che mala giornata, va. E che mala seretina che si prepara. Non solo spubblicate e vanneate, ma sa come una gira a finire ancora. Io peggio da così come non a finire. Che mala serettina. Faccio pensato quando avevo a mangiare. Faccio pensato quando avevo a mangiare. Ma quando che non avevamo più niente da impegnare, quando Non esageriamo, a bandiere mangiamo che ne abbuffiamo. Sì. Pane, formaggio e cipolla, come solito. Ah, ieri sullo cipolla ancora si sente dall'allenata mia figlia. Io stasera manco sto fatto di lena sentiamo, addio una completa. È meglio.
Don Pasquale! Don Gaetano! Don Pasquale! Stai morendo, Pasquale, stai morendo. Che calicisto? Stai morendo. Che amore! Ma perché non dobbiamo amare, Oh, Pasquale? vieni qua, Gaetano. Andrò per una casa e mi disse solo se morirete. Io vi condonerò tutte le pesate che avanzate. Perciò ora che facciamo? Un capetta. Tu fai finta che sei morto. Noi oggi ti ciangiamo. Noi faccio da riso dello cavaliere un po' funerali. Mi pigliamo a ste femmine e ne mangiatori a mangiarne la faccia so. Don Pasquale! Ah, sa come una finire. Forza, forza. Don Gaetano! Sì, cavaliere. 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 Don Pasquale! Don Gaetano! Perché ci sei? Oh, mi raccomando. Piccio euro. Cavaliere. Mi già sisse, Ma che ci voleva? Tanto a capire una botta! non può capire come. Che ci avete? Cavaliere. Morto! E quando fu? Guarda, cavaliere. Di che parava, s'abbandonavo e te andavo i paletti. Figlio! Tano, valente! Piace veramente! Ma quando supportano? Cavaliere come supportano? Io uno supportano. Come santo? Vuole stare fa? E con quale soldi non buttavo, cavaliere? Io mi ho come contato. Che chiamata la carrozza del comune che non costa niente. Mai! Con la carrozza della povertà, mai! Piuttosto, stai qua, per che non ti pari sufficienti. Lo facciamo accompagnare con la carrozza della seconda classe, cavaliere. Seconda classe? Sì. Ma io mi andasso con la carrozza della munnizia, no la carrozza della seconda classe. Con la carrozza della monnizza a Gaetano. Ma già mandasso a vostra solo con la carrozza della monnizza. A vostra suora, E a vostro stato ci mannasso. Per me a Gaetano può stare cane a 100 anni. Ah, Tanozzo, Tano. E che vuoi acciangere per forza io? Ah, Tano. Figlio, già mangiato Tano. Dai. Era valente. Ma questa fritta carina, guarda, quella che è una rotta qui. Tenete qua. E culottino. Quando so? Tenete qua, contribuisci. Quando so? 300 lire. A picca su. Ma dove viene sta uva? Cavaliere, come non sta sentendo io non se possiamo. Del cama arrunghiamo un po' fatto dolore, cavaliere. Ma arrunghiamo, cavaliere. Figlio. Come me ne mucciolo non me le 200 lire, cavaliere. E perché tutte queste soldi? Che queste bume, cavaliere, queste bume quando era religioso. Mi diceva sempre, ah Pasquale, un giorno quando morirò 100 anni di salute mi hai? 100 anni. Ma sparare 40 mesi di campo devo scattare cicchi-ciacchi, io voglio rispettare la sua volontà, cavaliere. Stava passando, Sant'Aita, 40 mesi di scattaria. Per me a Gaetano era meglio danzando, chiudenzando, religioso. Che santissima pazienza. Ai. E culottino, figlio. Ah, figlio bello. Tenete qua. Quando so che ne ho 300 lire, quanto so. Ma io dico, ma sta uccia d'un dia. Che da caga, ma le giù stanno da capo un po' fatto dolore, rao, porrestai, rao. Cavaliere, e non domani appena che supporto non ce lasciamo a casa, siete contento ora? Contentissimo. Ma sogno confuso che persuaso di essere. Il dolore. Ma voleva dire? Che Gaetano se ne era morto di questo appartamento. No, che io avevo nascere sta uccia soldi, no che l'appartamento io soldi. Ma vieni domani. Vengo domani e voglio trovare però la casa libera. Perciò da qua per la tapputtare. Tutte cose ne buttiamo, cavaliere, magari suggi ne buttiamo. Da quando ci vedo l'ultimo saluto. Ciudazzo.
Qui, Don Gaetano. Ma è entrato, pulito, non stavo figlio. Casante e santissima pazienza. Prego e mettemi a dove. Mi raccomando, domani. Che fu, cavaliere? Domani mi raccomando, venite a chiesa. Sì, cavaliere, sì. Arrivederci. E tante grazie. Arrivederci, figlio, Cammingione. Hanno stufata. Oh, sì, sei Stufata, ma baccalaro è muta. Pi baccalaro Hanno stufata. stufato. Levateci mano da qua, lasciatemela la mia. Chi sta cosa? Chi sta zizza? Sei cominciato, sei tu. Sta zizza! Mangiamo Pensiamo da. Si mangia. Pensiamo. Sente magari se... Qua! Don Pasquale! Sì, cavaliere! Sì, cavaliere, Stiamo venendo. Don Pasquale! Sì, cavaliere! Don Pasquale! Ma per caso trovaste un vuoto di gattaianga? Perché c'erano cose preziose? No, cose preziose! Cose da mangiare c'erano! Sì, mangiano i mascoli ai figli. No, una mascola e una femmina! Ora vi spiego, vado a sapere che c'è una partita di casa di chi dei vecchi e ci sono certe suggi da così che proprio parano coniglia. Sa immaginare che ci porti gli atti e si mangiano! I atti. Sì, i suggi si mangiano gli atti! Perciò che pensai, mi non do farmacista, mi fece dare bello veleno, io mi scai con una bocchizza tizia che mi non do macellare. Niente di un porto c'era la tizia imbalanata, c'era. Ma ora come faccio? Se io trovo qualche picciriggio, non muore su culo, Ma perché non morite su Chi è culo? quello che fa morire i piccirini? Maranni e Nichi, che ha una piccirini. Ci scappavo molto per Ma non era che sta cabana. Ah, cavaliere, pure non ci passa, non ci crede quando era camorreoso. Ah, cavaliere mi disse, Gaetano, quando morirò, mettimi un coppo di tabanna e un coppo della ciabanna, per non fare chiai, cavaliere, ho capito? Magari che morì da morte. Magari che non ci morì crede, da non ci passa, cavaliere, non ci crede nulla. Va, me ne stai iendo, però mi raccomando, se tu trovi un porto, per favore, un picchia e oietta. Va bene, mi raccomando. Ci buttiamo tutti. Arrivederci. Ci possiamo, ci buttiamo. Arrivederci, mi raccomando. E tu detto non possiamo, ci buttiamo, non ti metassi. Stavolta sei io, davvero. Meno male che non sta monendo di cuore. Meno male. Muta, guarda con tutte queste soldi, non facciamo una bella carrozza e ne andiamo. Avvisciata. No, è che stiamo lì che facciamo da mangiare. No. Lasciate a mangiare lì? Ah, si pizzata! Ah, facci! Ah, facci no! Ah, facci do cavalieri! Facci do cavalieri, quindi è una pisciata a mangiare la si pizzata. Quindi è una pisciata a mangiare la si pizzata. Facci do cavalieri. Nessuno non vuole più fare a casa, ma volevo mangiare magari che mazzotti, ladri e delinquenti, ma domani vengo e vi faccio studiare fuori dal tribunale per ladri e delinquenti. Ammazzare. Delinquenti e ladri. Arrivato a questo punto la materia veramente, Siamo un pugno di disgraziate che ha D maiuscola.
E non gruppo da bella sapezzata. E che permesso? A Pottosino oggi siamo caingia. Qui avanti. Scusate, permesso? Oh, signor Macchesino! Don carissimo. Ma prego, prego. Carissima donna Elemosina. Prego, prego. Marchese. Se accomodasse, perché avessi la seggio Macchesino. Grazie, grazie. Forza, una seggia. Una seggia. Una seggia, una. Grazie, molto gentile. Con la sta dritta. Me ne Pigliamoci una seggia, una. Basta. Qua, Macchesino, prego. Sta qua. Tu alla dita mancia. Grazie, grazie, don Pasquale. Macchesino, ad scusare se ci trovate in questa maniera. No. Certo per voi questa sarà una stallia. Sì, e che stiamo uscendo da sta... Figuratevi, figuratevi. Vi presento mio compare, nonché mio amico fraterno, Don Gaetano Cucuzza. Tanto piacere, Marchese Edoardo Pignatelli. Fortunatissimo di essere sempre esposto ai vostri comandi. A posto. Dunque, Macchesino, in che cosa la posso essere utile? Si tratta di un favore che solo voi potete farmi, ma non so se posso parlare. Pasquale, non è che sto capendo a domandare soldi. Sì, viene a cascare al posto giusto. No, Macchesino, potesse parlare tranquillamente. Qua siamo come una grande famiglia allargata. Dunque posso fidarmi? Posso fidarmi? Sì. Sogno io che non mi fido, chiudo la fame. Allora, dovete sapere che io amo follemente Angelica, la figlia di un certo Paolo Pignata. Bene, bene, questi si maritano pignate e pignatelle. Questo Pignata era cuoco fino a poco tempo fa. Cuoco, sta attento alle parole che dici. Non è che lei arriva qua e dice cuoco. Pasquale, Pasquale. Sì. Non ce l'ho cuoco. Oh, cuoco. Non c'era. Dunque, dicevo, era... e ha fatto fortuna un po' di tempo fa. Ora è cavaliere ed è ammalato di nobiltà. Non mi vuole dare l'incantevole, la bellissima Angelica perché vuole... Perché vuole una pignatuna di chida rossa, una quarara. Ma no, ma che No? dite? Pignata si chiama, no, quarata. Perché vuole che siano i miei parenti ad andare a casa sua a fare la richiesta di matrimonio personalmente. Questa parente perché non ci vanno, cavaliere? Ma come sapete, io appartengo ad una ricca e blasonata famiglia. E i miei non si abbasseranno mai e poi mai ad andare a casa di questo Pignata. E allora? E allora diciamo così, d'accordo con la mia fidanzata, ho pensato di portare una finta famiglia. Una finta famiglia. Quindi ho pensato a voi. Voi sarete mio padre, il marchese Ulderico Pignatelli. Ma che state dicendo? Sì, sì, questo vostro amico sarà mio zio, il principe Lanformio di Casador. Voi sarete mia zia, la contessa di Uper. Ah, contessa io. Sì. Marchesino, ma io ho combinato di questa maniera faccio il principe di Malanova. Ma modo, di casa Sodis, non di Malanova. Ma dove trovarti meglio? Faremo una finzione e poi non dubitate, ci sarò anch'io. Bene, Marchesino, guarda, voi ora siete accecato dall'amore e non pensate alle conseguenze. Ma su chi se ne addona, non ne dona una bella fraccatellignata. Ma che? Appena Don Paolo Pignata saprà che a casa sua verranno nobili, marchesi, principi, per la troppa contentezza non capirà più nulla ed io avrò tutto il tempo necessario per raggiungere il mio scopo. Ma allora... ma che se no... Sì. ma che se no, va bene, se decidete di questa maniera. Allora accettate. Accettiamo. Alla fine, così tu. Più nada, ma non c'è colpa. No, chiudi chissà. Ma che se no, allora io chi sogno? Sarete mio padre, il marchese Ulderico Pignatelli. Oh, io sogno Pignatella. Io che sogno? Mio zio, il principe Lanformio di Casador. È un principe di cazzarola. A posto, Pignatella e Cazzalora. Marchese, scusate, io chi sogno? Sarete mia zia, la contessa di Uper. La contessa dopo. Sì. Ma papà, ma allora io non sogno niente. Certo, ma che se la piccina non è che la potremmo lasciare Ma sulla figlia casa. chi è? No, aspettate. Mia zia ha una figlia, sarà mia cugina Clara, la contessina di Uper. Papà, fai la contessina, avanti. La figlia contessina. Sì, ma che sì. Quello che vi raccomando però, aria di nobiltà. Ma che se non pigliare cara ne potevo lamentare, I cristiani ci pare che questa è panza, invece no, è aria. Che intra facciamo solo aria. Domani verrò io e darò le ultime disposizioni. Sì. Poi, se farete bene le vostre parti, saprò come ricompensarvi. E poi nel frattempo mangerete, berrete.
Anche da piccolo, quando sento un tuale. Pasquale. Ma Marchesino, stare attento alle parole che dici. Senti. Marchesino, va bene. Sentite una cosa, ma... Te ne picchiasti? Ma che lontano, non è, No, non si no. trova, come ci dobbiamo andare, con la carrozza a piedi. Ecco qua. Sì, qua state c'è il settata, biglietto. sotto venne qualche svenimento. Illustrissimo e reverendissimo, cavaliere eccellentissimo Paolo Pignata, via Etnea 155, primo piano nobile. Che sono nobile davvero? Ma che sì, non state vedendo come siamo combinati, Chiste, domenica e tutta la settimana. No, domani verrò io e penserò a tutto, non vi preoccupate. Ora lasciatemi andare, devo avvisare Angelica di tutto. Marchesino, ma arrivate a Dacca a dire? Non vi preoccupate, ci sarò anch'io, non vi preoccupate. Va bene, Marchesino, allora- come ci... Domani sistemeremo tutto. Ora lasciatemi andare, arrivederci. Arrivederci. Signor Arrivederci. Marchese, scusate, una paroletta vai a dire, una paroletta. Levati tu. Sto signore qua, che ha visto a fare un principe da Samallanova, ci disse che c'è una mogliera che sogno io. Non può pare giusto che ci venisse magari io gioco di tu, va. Mi dispiace tantissimo, signora, ma mia zia, la principessa di Casador, è a letto gravemente ammalata. È più di un anno che non esce da casa, lo sanno tutti. Ah, mamma avrà a casa io. Non può essere. Non può Ma vattene. Se il Marchese poteva portarci magari a te, ti ci avevo supportato. sicuramente. Ma non può, perché non se zia può essere che muore da un momento all'altro. Certo, basta farci tu oggi. Bene, ma allora tu che vuoi fare? Vuoi fare la morta? La Vuoi fare la morta? La voglio Vuoi fare, fare la morta? Marchese. E bene che ti faccio io la morta! Ti faccio Marchesino, ma sono scherzosi! Prego, accompagnata, l'ho Ti mettessi accompagnata. la testa, Disse che io sta vita non voglio fare più. Io entro domani, vanno a spignolare tutte le cose che io che già me ne voglio ir, me ne voglio ir! Senti, non mi far fare un pazzo, Anna, non mi far fare un pazzo! Ma vattene, pazzo che sei, davvero? Un pazzo, chi tu fa un principe, chi da fa la principessa, chi tu fa un barone. E a che stava a cane, a serva o a stava. Non c'è niente di male quando uno vuole bene un marito fa chi stai altro. Senti, la mossa. Ti disse che aveva una santa giornata che ti hai un capo accarpata sopra la panza. D'accordo, Gio. Cerca di stare temuta perché fa quando ti ammazzai, Sopra la panza ti hai. Prima di un tuo mia, sciacqueta ucca, spatazza rugiata, camillozzi, lontano, camillozzi. Ti hai sopra la panza. Gioca di Basta! Che si mangia solo pane e veleno, si mangia! No, Pasquale, che India si mangia solo veleno. Luttata. E che schifo è? Sciafallaria. Dammi una seccia. Ah.